Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Ormai il Mose lo provano in segreto, perché non si sa mai quello che può succedere. Infatti hanno fatto le prove del Mose in segreto, ma pare proprio che i detriti che si sono depositati nel fondo marino nel tempo ne abbiano impedito il funzionamento. Test in gran segreto praticamente all'alba per verificare il funzionamento del Mose a Punta Sabbioni, ma l'amara sorpresa, le paratoie si bloccano causa detriti depositati e sedimentati nel tempo sul fondo del mare. 5 paratoie rimangono infatti bloccate sopra il livello del mare, come si vede dalle immagini di fanpage. Funziona così che quando i cassoni, alti 20 metri, lunghi quasi 30 e spessi 5, si alzano, creano un movimento d'acqua tale che risucchia letteralmente tutto ciò che si è depositato nel fondo del canale marino, trascinandolo al suo interno e lasciando le paratoie semiaperte, a mo' di bocca di mostro marino. A sbloccare la situazione l'intervento di una squadra di sommozzatori che con l'aiuto di 2 gru ha pulito manualmente il fondale. La prossima prova indata da destinarsi e forse stavolta andrà meglio. Parliamo di famiglie, magari di anziani, che non dovrebbero stare a 14-15 gradi con queste temperature perché la caldaia non funziona. Succede nelle case Ater a Montagnana. Siamo a Montagnana, siamo in via del Castelliero, qui ci sono le case dell'Ater, ma i residenti ci hanno segnalato un grosso problema con la caldaia e con l'acqua calda. Andiamo a sentire cosa ci dicono. Quanti gradi ci sono qui, signora? 15. E qui guarda, dove guardare vanno. Il problema è che la caldaia funziona e fa rumore, funziona, però non scalda abbastanza per far andare il termoconvettore in casa. E questa è la caldaia. Si sente che effettivamente funziona, ma secondo i tecnici che sono venuti non produce acqua abbastanza calda per scaldare gli appartamenti. Quante volte sono venuti i tecnici? Questa settimana 3 volte. E non hanno risolto. Eppure siete sempre a freddo. Sì. I residenti di questo complesso dell'Ater, che sorge a poche centinaia di metri dalle mura medievali, stanno battendo i denti in questi giorni di grande freddo, con temperature che scendono fino a 15 gradi nelle loro abitazioni. Il problema è dovuto alla caldaia centralizzata, che non produrrebbe abbastanza calore per riscaldare gli alloggi. Fra gli abitanti ci sono anche 2 disabili e parecchi anziani. Lei è una persona anziana in casa? Sì, da 92 anni. E quanti gradi avete? Adesso avrò 18 gradi, ma fa freddo in casa. Perché hanno detto che la centrale non va. Addirittura? E non Sì, c'è modo di l'hanno aggiustarla? spenta, no. 8 giorni che viene aggiustarla. 8 giorni che vengono ad aggiustarla, però non riescono a concludere. Quanti gradi ci sono da lei? Adesso non lo so, ieri sera che era 18, perché forse è a casa sempre un poco più caldina. Tutti quanti gli inquilini di questo complesso hanno problemi di acqua, sia sanitaria che l'altra. Quanti gradi avevate questa mattina? In bagno c'erano 17 gradi. E l'acqua calda non viene neanche dai rubinetti? L'acqua calda era fredda. È perché l'ATER probabilmente non so come mai non si riesce a contattarlo per chiedere informazioni. È stato un weekend terribile per quanto riguarda i morti sulle strade, sono stati 8 in totale. L'ultimo incidente mortale è avvenuto questa mattina a San Donà, ha perso la vita un ragazzo di 21 anni. Ero in bagno, ho sentito un gran botto, va bene, però dopo io sono rimasto a casa e mia moglie è venuta fuori e ha detto che è successo un incidente, che un ragazzo è morto. A me è arrivato un messaggio da parte di alcune mamme della scuola che avvisavano che la strada era chiusa per un incidente mortale. Un incidente tra una macchina e un tir e che quindi avevano chiuso la scuola e c'erano delle deviazioni per portare i bambini. Una traiettoria come impazzita, poi lo schianto davanti alla chiesa di Calvecchia e all'asilo mentre cominciavano ad arrivare i primi piccoli ospiti. È morto contro un camion Marco Scarpa, 21 anni, di San Donà, mentre con la sua Y10 stava andando al lavoro. Per evitare l'impatto il camionista ha sterzato, finendo in questo fossato dove sono ancora visibili i rottami. A quanto pare l'Y aveva invaso la corsia del camion guidato da un 58enne
27enne romeno uscito praticamente illeso. Sul posto i vigili del fuoco che con cesoie e divaricatori hanno estratto il ragazzo dalle lamiere, ma i sanitari del 118 non hanno potuto che dichiararne la morte, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri. E a San Donà c'è sgomento per un'altra giovane vita persa a 24 ore dall'incidente che poco distante da qui è costato la vita a 3 ragazzi, ma non sono episodi isolati, come ricorda il sindaco di San Donà. Un anno nero e da questo punto di vista veramente non vediamo l'ora che passi. Intanto 5 mesi fa i 4 ragazzi che rientravano da Jesolo, poi in questi giorni appunto 2 incidenti drammatici, e questo è veramente contro natura che un genitore veda morire il proprio figlio o la propria figlia. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanto giudizio. E parliamo ancora sempre di incidenti stradali, soprattutto della scia di conseguenze eterne che questi lasciano nella vita delle persone, a perdere tragicamente la vita anche una giovane mamma travolta mentre viaggiava in sella alla sua nuova moto a Santa Maria di Sala. Aveva 24 anni appena ed era mamma di un bimbo di 6. Fatale la passione per le 2 ruote che non le ha lasciato scampo. Greta Benedetti ha finito di vivere poco prima di mezzogiorno di una domenica che pareva essere una delle tante, ma così non è stato. In sella alla sua nuova Yamaha viaggiava verso Santa Maria di Sala, il suo fidanzato in sella ad un'altra moto poco più avanti rispetto a lei. Poi quell'istante fatale che ha cambiato per sempre le sorti di tutti in località Stigliano. Greta sta svoltando verso via Veronese, ma l'automobilista che sopraggiunge dalla direzione opposta la investe, lei cade e viene travolta inesorabilmente una seconda volta da un'altra auto. È finita. Greta non respira più. Viveva con il suo bimbo e con i genitori a Dosson di Casier e lavorava come operatrice sociosanitaria in una cooperativa a Montebelluna. Insomma, questi sono solo un piccolo spaccato di quello che è successo sulle strade del nostro Veneto in queste ultime 48 ore praticamente. Noi invece tra un po' parliamo anche di caporalato nei nostri campi, non nel sud, dopo la pausa. Se ne era già parlato varie volte, si sapeva che il problema esisteva, l'avevano detto anche i sindacati, stiamo parlando dello sfruttamento della manodopera agricola nei campi del Veneto. Adesso c'è stato anche il primo arresto in flagranza per caporalato. Sottopagati e costretti a dormire in dei veri e propri tuguri senza acqua calda né riscaldamento, nonostante in quel fabbricato isolato di Cessalto abitassero in 18. È una storia di ordinario caporalato quella scoperta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso accanto ai colleghi della stazione cessaltina, che sono riusciti ad arrestare in flagranza di reato il pakistano 27enne che gestiva il giro di manodopera. La segnalazione parte a ottobre, qualcuno nota uno strano giro di stranieri nella zona, scattano i pedinamenti. Ben presto i militari scoprono che tutto gira attorno alla ditta del pakistano, un'azienda di lavori agricoli, almeno formalmente. È lui a portarli al lavoro al mattino con dei furgoni e poi andarli a riprendere in diversi vitini tra le province di Treviso, Venezia e Pordenone. È sempre lui a ospitarli in condizioni impietose e tirarli giù dal letto alle 4:30 del mattino con largo anticipo, visto che il bagno è soltanto uno. Quando il blitz scatta, il pakistano alla guida del furgone viene trovato senza patente né documenti di circolazione. Dei 18 lavoratori, 12 sono completamente in nero. La paga poco meno di 5 euro all'ora, a cui venivano sottratti soldi per il vitto e l'alloggio, 100 euro solo per il posto letto. Si tratta del primo caso di arresto in flagranza di reato in Veneto per 630 bis, ovvero caporalato. È un fenomeno che noi stiamo seguendo perché è necessario che non si debba pensare che sia riconducibile solo ad alcune zone del territorio nazionale. Dopo essere stati rifocillati dagli stessi carabinieri, i pakistani richiedenti asilo si trovano ancora nella zona di Cessalto. Premesso che si sono dimostrati collaborativi con noi, anzi hanno ringraziato l'istituzione per l'intervento fatto, comunque sì, adesso il problema loro è trovare un lavoro giusto e giustamente retribuito. C'è stata paura la scorsa notte a Mestre per un incendio che è divampato in un condominio di Corso del Popolo. No, io ho preso sonno, io ho dormito, io ho già svegliata quando
Un probabile cortocircuito scatenatosi la notte scorsa poco prima di mezzanotte dalla presa della televisione ha provocato un incendio nell'appartamento di un condominio di 8 piani in Corso del Popolo a Mestre, dove vivevano 3 persone. Uscita corridoio, fuoco, uscita corridoio, svenuta, grazie a Dio state vive, chiamato Iuli. I vigili del fuoco, giunti con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, sono riusciti a contenere il rogo evitando il coinvolgimento dell'intera area del condominio. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5 del mattino. Le persone coinvolte sono state portate via con gli autorespiratori e assistite dal personale del SUEM per poi essere trasferite in ospedale. Coinvolti anche gli altri 3 occupanti dell'appartamento adiacente. Ad aiutarli è intervenuto il comune. Siamo quindi intervenuti immediatamente collocando un primo nucleo che abitava nell'appartamento contiguo a quello che ha preso fuoco presso un albergo di Mestre. Il secondo nucleo questa mattina è uscito dal pronto soccorso, è stato sistemato, sono 3 persone e in queste ore sono in fase di sistemazione, in questi minuti, presso un altro albergo della città di Mestre. È una situazione emergenziale, quindi per qualche giorno saranno ospiti in situazione di emergenza presso questa struttura, per dopo insieme ai comuni cercare delle soluzioni presso amici, parenti o in altre realtà di assistenza o caritative. Dopo la pausa facciamo un punto sui lavori della superstrada pedemontana. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha assicurato ieri che i lavori della pedemontana saranno conclusi, quindi la pedemontana sarà utilizzabile entro la fine del 2020. Nel frattempo però continuano anche lavori altrettanto essenziali, perché se fai la pedemontana ma non hai gli svincoli, il cosiddetto traffico complanare, insomma trovi la pedemontana che funziona ma tutte le vie dei comuni di fianco alla pedemontana intasate. Ora la viabilità attorno a Breganze ad esempio è pronta. Mancano effettivamente il fiocco e la carta colorata, ma l'apertura della complanare è per Breganze e per tutto il traffico di attraversamento del territorio comunale un gran bel regalo di Natale. Ora il peso viario collegato alla strada pedemontana veneta non viene più scaricato direttamente sulla nuova Gasparona, ma è smaltito tramite un rondò sulla provinciale Chizzalunga. Aperta finalmente la complanare, per cui la nostra viabilità secondaria è stata messa in funzione domenica, ieri sostanzialmente. Ad oggi non risultano, fino a pochi minuti fa ho chiesto aggiornamenti, non risultano disagi per la circolazione. C'è da abituarsi alla nuova viabilità, però sicuramente un vantaggio soprattutto per chi arrivando da Schio o da Tiene si trovava ad intersecarsi con la viabilità uscente dalla pedemontana, un'uscita molto pericolosa. I benefici si vedono già, ma nel mirino c'è ora l'apertura del casello di Breganze ed è già partito il conto alla rovescia per questo cambiamento epocale. L'apertura della pedemontana, che già in effetti è stata fatta qualche mese fa, dovrebbe potenziarsi con la prosecuzione degli scavi in direzione verso Bassano. Dovrebbe venire realizzato prossimamente, nei prossimi 6 mesi, il casello di Breganze. Le tempistiche però ovviamente risentono anche di quelli che sono i lavori, gli spostamenti dei sottoservizi, sempre molto complicati. Insomma, un lavoro poi a cascata ne muove altri, è una specie di domino che si muove continuamente nella viabilità della nostra regione, che di problemi di viabilità ne ha veramente tanti. Noi parliamo di un altro problema tipico del Veneto, l'abbandono dei rifiuti in aree rurali. Uno dice, ma è tipico di altre regioni d'Italia? No, purtroppo ci sono paesaggi quasi bucolici, insomma, che ricordano il nostro passato rurale, che vengono rovinati proprio dall'abbandono dei rifiuti, e il sindaco di un paese che con la campagna ha molto a che fare lancia l'allarme. Un casolare non abitato in aperta campagna nei boschi di Bagnoli di Sopra, un paesaggio caratteristico del nostro territorio, e invece chi abbandona i rifiuti è arrivato anche qui, in questo luogo incontaminato. A denunciare l'accaduto è il sindaco di Bagnoli, che ha documentato per noi lo scempio. Oggi purtroppo vi devo dare una brutta notizia, perché anche in mezzo alla campagna, vicino a questo bel casolare disabitato, sono arrivati dei delinquenti a rovinare il paesaggio, a rovinare la tranquillità di questo posto.
di questo bosco. I rifiuti sembrano essere sacchi che contengono pezzi di tessuto, scarti della lavorazione di industria tessile, decine di sacchi abbandonati uno sopra l'altro, forse addirittura, e questa è l'ipotesi del sindaco, scaricati da un camion rimorchio arrivato fin qui. Non più solo quindi capannoni abbandonati alla zona industriale, ma direttamente in mezzo alla campagna. Ecco, questo ferisce perché anche qui non possiamo stare tranquilli, non dobbiamo abbassare la guardia. Videocamere sì, ricerca delle targhe, varchi nei paesi, ecco, però aiutateci tutti. Tutti dobbiamo essere sentinelle del nostro territorio, del nostro bene comune. Intanto sul fatto, annuncia Milan, i carabinieri stanno indagando per risalire l'autore del gesto in civile. Ci sono videocamere e già i carabinieri sono all'opera per trovare e indagare. Una ferita all'ambiente e a chi vive da queste parti che non si può tollerare. L'appello del primo cittadino è quello di fare da sentinelle del territorio e segnalare qualunque movimento sospetto. Dobbiamo arrivare a questo controllo del territorio reciproco. Aiutateci, assieme ce la faremo. Ancora una volta una frode che viene attuata nel nome di un orologio che è nei desideri di molti, ovvero dei Rolex. Questa è una frode in commercio che vedeva un giro nello specifico acquistati a Hong Kong e importati poi in Italia, naturalmente tutto questo per guadagnarci di più. Maxi frode nel commercio degli orologi di lusso Rolex nello specifico che venivano acquistati ad Hong Kong e importati in Italia facendo scalo all'aeroporto Marco Polo di Tessera. A scoprire il giro la Guardia di Finanza del gruppo di Tessera, coadiuvata dal secondo nucleo metropolitano di Mestre. Abbiamo calcolato proprio per l'importazione di queste migliaia di orologi di lusso un valore stimato in 11 milioni di euro con un'evasione dei dazi doganali corrispondenti in questo caso all'IVA di oltre 2 milioni di euro. Parliamo di una frode molto importante perché questi sono soldi che lo Stato non incassa, dovrebbero essere versati alla dogana all'atto del passaggio della linea doganale. Per ogni viaggio parliamo anche di 400.000 euro di IVA evasa. Una volta all'aeroporto si riuscivano ad evitare i controlli grazie all'aiuto di un finanziere in servizio arrestato insieme ad altri 3. 4 persone, 3 sono arresti domiciliari, una di queste persone invece è stata portata in carcere. In questo contesto c'è anche il nostro finanziere. Sostanzialmente siamo partiti da un monitoraggio delle prenotazioni dei soggetti. Abbiamo riscontrato che vi era questo viaggio ormai con cadenza mensile verso Hong Kong. Abbiamo ovviamente monitorato un po' i movimenti all'interno dell'aeroporto e ci siamo accorti che anche il nostro militare li accompagnava sia dentro che fuori, utilizzando dei varchi che sono dedicati esclusivamente alle forze dell'ordine, dietro compenso di una tangente sostanzialmente. È possibile quantificarla in qualche modo? Cioè, qual era il suo tornaconto? Il tornaconto, al momento le indagini sono in corso, quindi non sono in grado di quantificare, però posso dire che si attestava in alcune migliaia di euro. A Treviso il fulcro. La frode si è sviluppata e ha interessato dei soggetti del settore ovviamente, con sede nel Veneto, in provincia di Treviso in particolare, che avevano una ramificazione, una serie di agenti che coprivano più o meno tutto il territorio nazionale. Questa merce è stata acquistata da tantissime gioiellerie in tutta Italia, sulle quali faremo i nostri approfondimenti. Nelle perquisizioni alle orologerie 54 sono stati recuperati 500 orologi, 600.000 euro in contanti e un lingotto d'oro del peso di 1 chilogrammo. La maggior parte della merce confluiva nello scalo veneziano, ma l'attività ha interessato anche gli aeroporti di Roma, Fiumicino e Napoli Capodichino. Insomma, quel finanziere arrestato tra l'altro dai suoi colleghi non andava evidentemente bene l'ora legale. Noi vi ringraziamo per averci seguito e naturalmente vi auguriamo una buona serata.